Albino Lecce Vicenza 2-2, Ascoli Atalanta 1-1, Grosseto Pescara 3-2, Modena Frosinone 2-1, Novara Sassuolo 0-0, Piacenza Crotone 2-0, Regina Triestina 1-1, Siena Empoli 0-0, a Torino Livorno Torino 2-0, Varese Portogruaro è cominciato da pochi minuti, Cittadella Padova invece si giocherà lunedì 14 alle 20:45. La classifica vede al comando l'Atalanta con 60 punti, Siena 57, Novara 55. Varese e Regina 47, Livorno 43, Vicenza, Pescara e Grosseto 42, Piacenza e Torino 41, Empoli 40, Modena 38, Padova 37, Sassuolo e Albino-Lecce 36, Crotone 34, Cittadella 32, Portogruaro 30, Ascoli e Frosinone 29, Triestina 28. Nell'Albino Lecce torri in panchina, Mondonico gioca la carta Bombardini, squalificato Botta nel Vicenza, arbitra Corletto di Castelfranco Veneto. Il montaggio di Fabio Cefaloni ci porta subito al 9° minuto. Il cross di Di Matteo per Soligo, palla alta per questa conclusione del Vicenza. Poi più nulla fino al 47° del primo tempo, il cross di Previtali, la girata di Cocco e la rete dell'Albino Lecce che si porta in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo. Seconda rete stagionale per l'attaccante Lombardo. Nella ripresa l'Albino Lecce gioca negli spazi aperti lasciati dal Vicenza e al 9° Sissé spreca questa occasione, bravo Russo. Poi passiamo al tentativo dell'Albino Lecce, squadra cinica, la cross di Bombardini pennellato per la testa di Zenoni, azione assolutamente da rivedere, stacco perentorio del difensore dell'Albino Lecce alla prima rete stagionale. Ancora Albino Lecce con Previtali al 25°, la sua conclusione si salva in 2 tempi Russo. Poi è il Vicenza che si fa vedere, qui Tulli mette una palla al centro, forse ha bruscato in fuorigioco, il pallone arriva a Cellini, palla in rete annulla. Calcio d'angolo per il Vicenza, irrompe abbruscato al 34°, il Vicenza accorcia le distanze e nel forcing finale riesce, grazie a questo cross di Martinelli, batti e ribatti nell'area lombarda, il pallone arriva a Matteo Paro che insacca per il 2-2 finale, proprio per Matteo Paro il voto del migliore in campo che ha permesso con questa sua rete alla Vicenza di agguantare un pareggio insperato e di rimanere ai margini della zona playoff. Emiliano Mondonico ovviamente esce dal campo rammaricato. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Albino Lecce 2, Vicenza 2, linea Mario Mattioli.